Daydream, anticipazione episodio 79. Sanem incontra Uma, la madre di Jeanne. In questa puntata Uma si reca in agenzia e mette in agitazione l'intero ufficio, che cerca comunque di dare il benvenuto alla signora, prima tra tutti Deren, ma la madre di David è lì anche per controllare tutti. Uma ha poi un colloquio con Aline, che oltre ad aver informato la signora su Sanem, ora la mette a corrente anche su Leila, raccontando ovviamente cose negative su di loro, come quella che siano due cacciatrici di fortuna. Uma le dice di non preoccuparsi perché ora c'è lei. Sanem arriva tardi in ufficio, ma solo JJ se n'è accorto. L'amico l'avverte che la signora Uma è lì e i due cominciano ad osservarsi da lontano. Arrivano Jeanne e Mirre e subito la madre li saluta, sottolineando il loro ritardo. Jeanne le chiede come mai sia ancora lì e Uma risponde che è sua madre e le deve rispetto. Lui controbatte dicendo che il rispetto è qualcosa che si dà a chi lo merita. E Mirre parla con Aline e le intima di non dire altre cose su Sanem e Leila. Aggiunge poi che non le consentirà di fare del male a suo fratello. Aline allora gli chiede da quando abbia iniziato a interessarsi di suo fratello. Mentre Jeanne e Sanem sono nell'ufficio, Fabri la chiama e Jeanne è chiaramente contrariato. Jeanne chiede a Sanem perché quell'uomo la chiami ancora e dice a Fabri di stare lontano da Sanem e dalla sua compagnia. Jeanne è sconvolto per la telefonata di Fabri ed Mirre lo convince che sarà lui a occuparsi della questione. Intanto Fabri e Sanem si sentono nuovamente e lui la minaccia ancora. Lei gli dice che gli ha dato la formula, lui afferma che è sbagliata, così vuole che Sanem si rechi da lui, ma lei non è d'accordo. Fabri allora le dice che se non gli darà la formula giusta si ritirerà dal loro accordo. Nel frattempo Uma vuole controllare Sanem e le dicono che sta lavorando in archivio. Uma si mostra scortese anche nei confronti di Leila e le dice che non aveva dubbi che lei e Sanem fossero sorelle. Allora Jeanne, che ha ascoltato una parte del discorso, interviene. Lei gli dice che sta organizzando il lavoro d'accordo con Aline e gli ricorda che il padre ha portato la compagnia fino a quel punto lavorando duramente, quindi non possono fidarsi di tutti. Intanto Mekhibe ha preparato un manicaretto per Jeanne e si reca in agenzia. Il ragazzo l'accoglie con molto calore, sotto gli occhi infastiditi di Uma. La donna raggiunge i due nell'ufficio di lui, mentre Jeanne è intenta ad assaggiare il piatto portatagli da Mekhibe. Mentre avvengono le presentazioni ufficiali tra le due donne, arriva pure Sanem con un vassoio sul quale ci sono dei bicchieri di tè. Jeanne fa presente che da anni la madre non si fa vedere e per coincidenza è arrivata proprio nel quartiere di Sanem. Cercando di calmare gli animi, Sanem invita Uma ad assaggiare il piatto che sua madre sa fare molto bene, ma la signora rifiuta. Poco dopo, mentre Mekhibe sta per andarsene, Sanem chiede di andare via con lei. Jeanne è d'accordo, si vedranno più tardi, lui intanto andrà in palestra. In realtà Sanem si reca da Fabri per sistemare la situazione. Parla quindi con i suoi tecnici per la questione inerente alla formula del suo profumo. Quando esce, però, Mirre è poco lontano nella sua auto e si chiede cosa stia facendo Sanem lì. Sanem rientra in agenzia e Jeanne l'accoglie all'ingresso molto affettuosamente. Peccato che arrivi Seida ad interromperli. La donna avverte Jeanne che Fabri sta lanciando un nuovo profumo e pertanto è necessario mettere in evidenza il lancio della loro campagna pubblicitaria. Sanem ascolta il tutto e uscita dall'ufficio di Jeanne chiede aiuto a Leila, ammettendo di aver commesso un grosso errore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!